qui il pallone allontanato solo parzialmente e subentra nell'azione Tempesta che calibra il cross sul secondo palo. Messina, colpo di testa alto sopra la traversa, la prima chance c'è l'attore Messina. Si usa dire da quinto a quinto, in questo caso è da quarto a quarto con Pellegrino, poi lo scambio che coinvolge anche la conclusione con la palla che si perde di pochissimo al lato. Ci ha provato d'acquisto, sempre con la solita eleganza, l'appoggio è per il tentativo da fuori, palla che sibila alla sinistra di Paola. Ci ha provato Iezzi, destro rimpallato, Raia svirgola, la palla rimane nel cuore dell'area, colpo di testa di Ba, dall'altra parte c'è Tarantino che conta i giri, va a calciare al lato di nulla, è rimasto fermo Zummo. Sino e della squadra del suo paese si sono separate, intanto la reazione è il rosso per Fricano che va sotto la doccia, qui ingenuità di Fricano che ha risposto alle provocazioni di Tarantino. E nessun provvedimento, pochi falli. Occhio a questo calcio di punizione per il Castellammare con Tempesta, palla in mezzo e colpo di testa di Tarantino che questa punizione se l'era conquistata e per poco non la manda in gol. Poi Messina con lo scarico su Di Matteo, verticale per la corsa di Tempesta, inseguito proprio da Pennisi in 1 contro 1 del 10 che se la sposta sul mancino, propone il tiro, traversa, la palla ancora lì, respinta, poi Tarantino anticipato, ancora occasionissima per il Castellammare nella posizione occupata in avvio da Fricano. E i due Fontana e Iezzi lasciati lì davanti, proprio Fontana riesce a liberarsi, Fontana limite destro sopra la traversa, il tiro da parte di Fontana, può armare a destra il piede di Di Matteo. Tempesta, la sterzata, sempre Tempesta, allarga per Di Matteo, posizione regolare, pallone in mezzo, Zummo smanaccia, Tempesta! Sopra la traversa il tentativo di Tempesta, ancora ad un passo dal gol. E allora d'acquisto con il possesso. Attenzione però alla palla persa, Zummo! Ammonito per simulazione Malik Ba. Episodio da Moviola al minuto 54. Fontana per Iezzi, sterzata, ancora Iezzi, ingresso in area, colpisce involontariamente Fontana, poi Pucci va a calciare, blocca senza grossi problemi Di Paola. Pucci col cambio gioco un po' forzato, recupera palla il Castellammare. Di Matteo con la palla scodellata per Ba, posizione regolare, Ba, pallonetto! Scocca la sua freccia nera il Castellammare, segna, e chi se non lui, Malik Ba, 1-0 per la squadra di Mione. La rimessa direttamente in area, colpo di testa da parte di Adamo, sfera alta. C'è la punizione per il Bagheria 90-011 alla battuta Pellegrino tesa sul secondo palo, colpo di testa di Pennisi, blocca a terra Di Paola. E punizione per Tore Messina. Cerca in verticale la corsa di Malik Ba che protegge contro Pennisi, incrocia e la palla attraversa tutto lo specchio della porta, lo stava per fare brutto Malik Ba. Cercherà di far morire la palla da quelle parti, ma sbaglia clamorosamente la rimessa quel Castellammare che la ritrova. E allora Noto, palla dentro, cercato proprio lui, anticipato per la palla, rimane lì Frisella, calcia, smanaccia Zummo e va ad un passo anche dal 2-0 dopo aver serrato le fila il Castellammare.